Buongiorno Tropicani e benvenuti a questa terza parte di Tropico 4. Andiamo a continuare la nostra partita che avevamo iniziato. Avevamo acquistato quindi i progetti che appartengono quindi a queste nuove funzionalità di questo Tropico 4, che ci permettono quindi di costruire strutture più elevate comprando questi progetti che di solito si aggirano su un prezzo di $1000 come abbiamo visto. Ok, tanto aspettate che abbassiamo un po' la musica che è un po' alta. Ok, perfetto, ci troviamo all'interno della nostra isola, sono stati esportati $2970 in prodotti tropicani. Avvistate imbarcazioni da guerra straniere. Presidente, sono stati avvistati diversi elicotteri che sorvolavano le nostre acque. Il tuo illustre governo ha portato molti vantaggi alla popolazione. Infatti, numerosi loro navi da guerra stanno navigando nostre acque. Se le nostre relazioni con l'Unione Sovietica non migliorano in fretta, potrebbero invadere le nostre terre. Quindi, allora, come sappiamo, ci sono degli elicotteri che praticamente stanno conquistando, cioè stanno volando la nostra piccola isola e quindi dobbiamo stare attenti perché potrebbero invaderci. Intanto gli ambientalisti sono arrabbiati. Sunny Flowers, pace e amore, caro presidente, ti prego di accettare questa corona di fiori e ascoltarmi. Gli ambientalisti ti rispetteranno se vivi in armonia con la natura e ti liberi dall'attività minerale di sboscamento. Smettete di buttare i nostri alberi? Sì, va bene. Questa ambientalista ci richiede che lasciamo perdere quindi l'industria mineraria, quindi degli alberi, per quindi dar vita a un ambiente bello e fantastico. Ma io direi prima di aumentare la nostra economia e poi successivamente di dar vita a un paesaggio davvero bello. Quindi intanto iniziamo a istituire una economia bella solida, quindi industria. Vediamo un po' cos'è che ci manca. Servono molti progetti, quindi dobbiamo comprarli. Intanto vediamo se c'è qualcosa che possa allontanare questi russi. Quindi vediamo se possiamo costruire il Ministero degli Esteri. Non possiamo, quindi ancora dobbiamo migliorare la nostra economia. Quindi vediamo se troviamo le nostre belle miniere, eccole, che ci fanno guadagnare tantissimo. Allora, qua cosa c'è? Cosa abbiamo? Abbiamo oro, bauxite, ferro. Ferro, mettiamoci una bella miniera di ferro. Gli ambientalisti ci staranno odiando, ma lasciamoli perdere. Aumentiamo la nostra priorità. Vediamo, elicotteri prima ho dato un'occhiata ma non ne ho visti. Quindi dobbiamo darci una mossa perché arriveranno al più presto. Allora, questa è la nostra chiesa, ancora non ci sono persone che la gestiscono, anche per mancanza dei soldi. Allora, vediamo un po', ci è arrivata prima una nota dal nostro sostenitore che dobbiamo istituire la polizia segreta all'interno di un edificio, quindi per garantire quindi una nuova forma di sicurezza per il nostro presidente, che la istituiremo appena avremo i soldi. Quindi intanto le miniere sono fondamentali per la crescita economica, che sono molto importanti, quindi consiglio vivamente di costruirle immediatamente, che garantiscono quindi un aumento davvero elevato dell'economia. Vediamo, costruiamo anche un ranch di bestiame, vediamo se abbiamo i soldi per costruire qualche abitazione per i nostri boscaioli che si trovano, anche i nostri ehm, minatori che si trovano all'esterno della nostra città. Costruiamole. Eccole, sono state una nave appena attraccata e ha portato 6 nuovi immigrati a Tropico. Perfetto, dobbiamo darci una mossa, quindi per sbrigarci ad aumentare la popolazione. Intanto diamo un'occhiata al nostro almanacco, dove che pecchiamo maggiormente. Pecchiamo nella qualità religiosa, certo non ci sono preti all'interno, grazie per la dritta, non ci sono preti e li acquisteremo dall'estero appena avremo la necessità, appena avremo i soldi. Vediamo un po', questa miniera di ferro non ha nessun uomo che ci lavora, infatti servono uomini privi di istruzione, ovviamente. Quindi dobbiamo intanto collegarla alla strada. Ai prossimi soldi che otterremo, quindi la collegheremo alla strada. Intanto le nostre relazioni diplomatiche sono peggiorate a causa quindi di questo budget negativo. Intanto vediamo un po' le nostre fattorie se stanno lavorando. Sì.
Ok, vediamo, a quanto pare tutta la popolazione è impegnata a lavorare e sono stati esportati tanto 5.000 dollari che noi aspettiamo davvero molto, li aspettiamo davvero molto perché ci servono per risollevare l'economia. Intanto l'esercito ci dicono che è troppo piccolo, ma ecco, finalmente sono arrivati degli aiuti finanziari. Perfetto, allora intanto la nostra miniera ha iniziato a lavorare. Selezioniamo la strada nelle infrastrutture e colleghiamola, eccola. Perfetto, abbiamo abbastanza soldi per... vediamo un po' se possiamo... Ah, dobbiamo costruire il Ministero degli Esteri, vediamo se ci riusciamo. Ancora no. Ci consigliano il Ministero e consente la formazione del Consiglio dei Ministri e la nomina dei ministri. Va bene, però io direi di potenziare sempre la nostra economia. E vai, possiamo costruire la nostra miniera di sale. Guardate che bella, è davvero molto grande, quindi occupa molto spazio. Vediamo un po'. Questo edificio deve essere posizionato vicino a un giacimento di ferro, di oro o di bauxite. Vediamo se possiamo farcela. Qua vicino è. Aspettate, vediamo. Infrastrutture, no. Dov'era? Eccolo, miniera di sale. Eccolo qui. Possiamo costruirla in questa parte di mappa, però ne vale la pena, quindi costruiamola. Consiglio, sono orgoglioso di dichiarare a tutti i nostri camion che sono in perfetto stato. Suggerimento, rendi il cantiere raggiungibile tramite una strada, è quello che stavo per fare. Ok, però ancora ci mancano i soldi, quindi aspettiamo che la nostra nave rientri in porto e intanto possiamo vedere, osserviamo le nuove migliorie che possono essere, come possiamo dire, effettuate all'interno della nostra miniera. Per esempio possiamo costruire il nostro distruttore, che praticamente la produzione di bauxite aumenta del 15% e quella del ferro del 30%. Intanto gli ambientalisti ci minacciano. Protesta degli ambientalisti. Ci è arrivata quindi una nota da penultimo: a causa del blocco degli ambientalisti la segheria non funziona. Quindi eccoci una nuova funzionalità del game. Gli ambientalisti, quindi una fazione che ci va contro, hanno bloccato la segheria. Arrestare o fucilare qualche ambientalista a rientrare i ranghi. In alternativa puoi soddisfare gli ambientalisti oppure andare a divertirti da qualche altra parte. Quindi, eccoli qua, gli ambientalisti hanno bloccato un edificio. Devi migliorare la tua reputazione nella rispettiva fazione per risolvere la situazione. Eccoli qua, hanno bloccato la segheria. Quindi dobbiamo per forza dare ascolto oppure fucilarli. Vabbè, controlleremo dopo. Intanto vediamo la nostra nave è appena arrivata. Speriamo che scarichi i nostri soldi provenienti dall'estero. I nostri ben 5.000 dollari. Vediamo se li scarica. A breve lo dovrà fare. Perché mi sembra che erano stati esportati 5.000 dollari di merci. Vediamo un po'. Intanto vediamo cosa vogliono questa fazione ambientalista. Il livello di inquinamento è alto, industria di legname o mineraria presente sull'isola. Il leader della fazione è insoddisfatto, quindi il livello di inquinamento è alto, dobbiamo fare qualcosa. Quindi allora intanto facciamo una cosa molto importante: uniamo la nostra strada, creiamo una bella strada per dar vita alla nostra miniera di sale, quindi costruirla. Ok, vediamo se ci rimangono i soldi per dar vita a un editto. Allora, livello di inquinamento: richiede uno stabilimento qualsiasi, richiede un ministro dell'economia. Vedete, adesso il gioco si fa sempre più complicato e potete vedere che abbiamo bisogno quindi di un ministero per nominare i nostri ministri, ma non abbiamo i soldi, quindi è una fase molto critica per la nostra cittadina. Intanto stiamo continuando ad esportare le nostre merci. Vediamo se riusciamo a liberare questa nostra segheria da questi maledetti ambientalisti. Vediamo se ce la facciamo. Si sono messi proprio qui. Vediamo cosa dice. Allora, soddisfatto, viveri, necessità, riflessioni, felicità, militaristi, comunisti. Dobbiamo vedere se riusciamo a mandarli via con la forza, perché non ci riusciamo soddisfando le loro richieste. Quindi, vediamo un po' se ci sono persone che l'hanno bloccata, proprio persone in particolare. Che occorre? No, non sono loro, quindi dobbiamo praticamente ascoltarli, non c'è nessun altro modo e quindi dobbiamo ridurre il nostro inquinamento sull'isola. Quindi ci è arrivata la pioggia adesso, infatti abbassiamo gli effetti sonori.
Ok, vediamo un po' se riusciamo a... Cosa aveva detto l'editto per il livello di inquinamento? Richiede uno stabilimento qualsiasi e il ministro dell'economia. Ok, quindi dobbiamo aspettare i nostri soldi per la costruzione del nostro bel palazzo dei ministri. Intanto il livello di inquinamento è alto, eccola questa qui che rompe le scatole, l'ambientalista. Guarda Presidente, vedi i bidoni dell'immondizia, vedi i fumi tossici nell'aria, ti prego di considerare la possibilità di mettere degli addetti sui rifiuti dell'inquinamento. Quello che volevo fare. È arrivata una nota. Presidente, l'Unione Sovietica ha invaso un paese di primo piano nel Medio Oriente. Il mondo è diviso sulla questione. Purtroppo siamo stati coinvolti, non possiamo restare neutrali. Dobbiamo scegliere, aspettate che c'è effetti sonori che sono davvero molto alti. Se possiamo diminuirli. Ah, c'è la nota. Quindi questo è un oltraggio, meno 15 rapporti con l'Unione Sovietica, sosteniamo i nostri amici russi, meno 25 rapporti con il Medio Oriente. Io direi di sostenere i russi, anche perché i nostri... i russi sono molto vicini a noi e quindi potrebbero invaderci e io direi quindi di non di far calmare un po' le acque nei loro confronti. I tropicani aspettano le elezioni, quindi il presidente ha 44 voti contro 9 voti. Sì, mi sembra un'ottima occasione per impressionare il popolo con le mie doti, quindi creare un comizio. Affrontiamo un tema caldo, quindi l'ambiente, perché quello è più probabile che i cittadini ambientalisti ti riservino il loro voto e dobbiamo riservarci quindi la loro attenzione. Elogiamo quindi dove sono gli ambientalisti per evitare contrasti. Promettiamo per il prossimo mandato il livello di inquinamento basso, vediamo se ci riusciamo, confermiamo. Ok, sono arrivati abbastanza soldi per costruire il nostro bel ministero. Perfetto, posizioniamolo qui. No, anzi no, mettiamolo in una. Ok, ci sono i nostri cittadini che stanno applaudendo e come potete vedere appena vinceremo le elezioni, sempre se ci riusciremo, ma credo di sì, caro Presidente, il giorno delle elezioni si avvicina, speriamo che eleggano te, certo il nostro penultimo è sempre fedele a noi, ecco qui un bel sondaggio, un bel grafico, il nostro Presidente, ovvero noi stessi, stiamo vincendo al di sopra di tutte le fazioni, gli ambientalisti ci stanno rispettando sempre più perché come potete vedere il loro rispetto è salito al 35% nei confronti del 10%. Allora è arrivata un'altra nave portando 3 nuovi immigrati intanto le elezioni si stanno svolgendo abbiamo guadagnato 2000 dollari, 3000 dollari circa la miniera di sale è stata appena costruita, potete vedere che servono uomini senza istruzione e quindi a breve lo faremo, ovvero entreranno uomini al suo interno. Vediamo se possiamo costruire, anzi no, ancora non abbiamo i soldi per costruire, comunque al breve costruirò una scuola per garantire ai nostri tropicani un'istruzione, quindi creare un'indipendenza dagli stati esteri. Comunque questa parte, anche questa parte del video è terminata e vi farò sapere il risultato delle nostre elezioni nel video successivo. Grazie a tutti della visione, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.